Segna stampa. Senti il rumore degli uccellini? Ma che storia, ragazzi! Cioè, cominciare una trasmissione aprendo le finestre, guardando fuori che splendido sole su Milano, ascoltare gli uccellini, senti. Sento più l'autostrada comunque, no, sembra che poi, ecco, poi traduci il rumore dell'autostrada, ti sembrano gli uccellini, no? Dice, allora devi andare dallo psicologo del PD, però è bello alla fin fine, stiracchiarsi, sbadigliare come sta facendo Francesco in questo momento. Buongiorno, comincia Sammy Varin e sbadigli. Scusa, La rassegna stampa tornerà tra qualche minuto. Scusa, questo, capisci? No, non è pensabile. Questo non deve avvenire. Che io comincio la rassegna stampa e voi sbadigliate. No, non la faccio. Io sono uno che si offende di queste cose. Cioè, dopo 50 anni di radio ti posso dire di offendermi perché non è pensabile. Vietato sbadigliare, ok? Facciamo, sì, autoritario, sì. Faccio il generale Varin adesso. Santa polenta, che pazienza. Pompa pure, pompa. Grazie a Francesco in regia, grazie a tutti voi per esserci. Sì, d'altronde mettetevi al mio posto. Iniziare una rassegna stampa ogni mattina non è semplice. Tu dici, ma non potresti dire signore e signori buongiorno come faceva Giulio Cainarca? No! Perché questo è un altro prodotto molto peggiore rispetto a quello che ha fatto Cainarca per decenni, ma è un qualcosa di diverso, grande come l'universo. Cerchiamo di acciuffare un'altra popolazione, quelli che sono insoddisfatti, signori. Le solite rassegne stampa di Radio Popolare, di Radio 24, di Rai 1, che c'è quella Lasciarelli, ragazzi, è Lasciarelli che ogni mattina sembra che gli siano morti tutti i gatti, e quelli del maniaco che gestiva i siti. Non era un maniaco, era un imprenditore, Sammy Varin. Il buongiorno si sente dal Varin. Sì, sto perdendo tempo come di consueto, d'altronde la rassegna stampa ancora in versione estate in questa settimana è lunga. Facciamo dalle 8:30 alle 10:30, poi ancora dalle 12 alle 14. Oggi in particolare è mercoledì e è tutto un magna. Ritorniamo a parlare di feste, di sagre in giro per l'Italia. Chiaramente all'interno delle trasmissioni di Sammy Varin non mancherà il Segui la Lega. Se siete leghisti, celoduristi o semplicemente di centrodestra o ancora di più curiosi perché avete capito che la Schlein sta facendo una figuraccia, e allora forse è meglio cominciare a pensare chi votare prossimamente dall'altro schieramento. Bene, ci sono decine di appuntamenti targati Lega sul territorio che culmineranno il 21 di settembre con Pontida, che io vi segnalo ogni giorno in più riprese, perché so che poi uno si spegne, riaccende, e così siete sicuri che vi ho fatto un buon lavaggio del cervello. Intanto però ricordiamo, certo, rassegna stampa, poi ritorno in onda alle 18, sono sempre io ma non sono qui, nel senso che partono le repliche alle 18, quindi tutto quello che dico adesso lo ripeto alle 18 e spesso anche la mattina molto presto alle 5 del mattino, per dirvi insomma che questa è Radio Varin in questi giorni. D'altronde il collega Antonino Danna si è sparato tutto agosto, lasciatelo riposare. Grazie ancora naturalmente alla squadra di Radio Libertà che vive grazie soprattutto al vostro sostegno economico sul sito radiolibertà.net, cliccando sostienici e poi abbonati ci potete aiutare anche sole con 5 euro. Poi chiaro che ci vediamo a Pontida, in senso buono, non è una minaccia, perché a Pontida avremo lo stand di Radio Libertà e lì potrete aiutarci con una sovvenzione portandovi a casa qualche gadget di quelli belli. Bando alle ciance, ciancio alle bande. Questa non l'aveva ancora detta, segna giù Francesco, segna giù che questa è vecchia pure questa.
sai, quando hai una certa età, poi succede, no? Come quando racconti ai figli sempre le stesse cose, ai nipoti, la stessa cosa per radio, sì. Però voi vecchi ascoltatori mi conoscete dai primi anni '80 e quindi insomma ormai sono cose che fanno parte anche della vostra cultura. Guardiamo le agenzie che è meglio. Allora, sito del Corriere. In aggiornamento, la notizia chiaramente è su tutte le prime pagine, ma che noi non trattiamo continuamente, perché in rassegna stampa io dico quello che gli altri non dicono, e se dico la stessa cosa, che cazzo sto qui a fare? Alla parata, Xi esibisce nuove armi davanti a Putin e Kim. Nessun bullo ci intimidirà. Trump dice cospirate contro gli Stati Uniti, ed ecco le foto dei 3 leader insieme in piazza Tiananmen. Il presidente cinese dice l'umanità si trova nuovamente di fronte alla scelta tra la pace e la guerra. Ma va, me pare che stiamo solo pensando alla guerra. E voi? Attacco notturno di droni e missili russi sull'Ucraina, esplosioni a Kiev, 3 feriti nella regione di Kirovorad. Chiaramente siamo in diretta alle 8:37. Il bello di questa rassegna è che potete commentare ciò che dico inviando un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. È importante perché nessuno fa questa cosa. Sul Corriere la brutta notizia di cronaca che non viene ripresa da molti giornali: turista tedesca porta fuori il cane, raffica di coltellate da un uomo col casco. È successo a Sottomarina, nel Veneziano, fermato il presunto aggressore. Il sindaco, fatto gravissimo, la donna è ricoverata, l'animale è fuggito, ricerche coi droni per trovarlo. Ok, l'animale è il cane, bisogna specificarlo. E poi certamente il sito sessista, adesso si è scoperto chi è, italiano, 45 anni, chi è, come agisce il gestore del sito. Per partecipare mandate foto della vostra ex, diceva nelle chat un imprenditore fiorentino di origini campane e che aveva un debole per i gatti. Miao, e infatti pare che l'abbiano beccato proprio per quello. Ci torniamo naturalmente, anche se non sfrugugliamo, perché ribadisco e discoriba quello che trattano tutte le altre radio e tutti gli altri quotidiani a me non interessa. Se volete sentire tutte le stesse notizie senza peli sulla lingua, girate su Radio Popolare e lì ve lo fanno davvero il lavaggio del cervello sinistrorso. La parata della vittoria, Xi accoglie Putin e Kim, mondo scelga tra guerra e pace, Trump cospirate contro USA. Avete visto, questo è il sito di Repubblica, assolutamente identico a quello del Corriere. E allora sapete che faccio? Mi tuffo immediatamente sui giornali, partendo dal vostro quotidiano di riferimento. Lo so perché io vi conosco ad uno, facendo radio da qualche annetto ho capito che ascoltatori abbiamo, ma soprattutto cosa vogliono i nostri ascoltatori. Eccolo qua, il quotidiano di riferimento per voi, lo vedete in radiovisione sul sito radiolibertà.net, su Facebook, su YouTube o sulla nostra app, quella di Radio Libertà, che potete scaricare sul cellulare. Cliccando canali vi viene fuori la TV. Figata! Il Manifesto, eccolo qua, il quotidiano comunista, se n'è andato anche Emilio Fede purtroppo, non lo mette in prima pagina, non lo mette, però mette il titolo, attenzione, lo sapete, il Manifesto è sempre potente, per quello che vi piace, turbolenze, e si vede Ursula dal finestrino dell'aereo. Spesa record per il riarmo, accordo capestro con Trump sui dazi, il nuovo bilancio che taglia il welfare e accentra il potere nelle mani della Presidente della Commissione Europea. Monta la protesta contro Ursula von der Leyen, i popolari tedeschi la scaricano sulle truppe a Kiev, i socialisti minacciano di non votare l'accordo con gli USA, The Left prepara la sfiducia a ottobre. Signori, il Manifesto titola oggi turbolenze, portando una sfiga della miseria chiaramente dopo quello che è successo, il GPS che non funziona, ma avete sentito anche che qualcuno ha detto non è vero niente, sono fake news.
Oh, non me l'aspettavo, ma in prima pagina il manifesto mette anche un solo scalpo. Decaro minaccia il ritiro. Puglia, Emiliano cede al pressing di Schlein e non si candiderà. Vendola ancora non molla. Chiaramente il manifesto fa tifo per Vendola, però vi leggo perché vi aggiorno così anche sulle prossime elezioni pugliesi. Non c'è soltanto il centrosinistra candidato, ricordiamo, c'è anche un potentissimo centrodestra, ma siamo sul manifesto. E allora Elly Schlein incassa il passo di lato di Michele Emiliano, che ha ceduto al pressing e non sarà in lista alle regionali in Puglia, ma il candidato in pectore Antonio De Caro vuole anche lo scalpo dell'altro ex presidente Nichi Vendola, che ieri sera ospite della festa PD a Reggio Emilia. Avete sentito, una bellissima festa dove non esiste confronto con altri partiti, ovvero sì, e ci sono le correnti interne al PD che sono praticamente altri partiti, però da quest'anno è particolare la questione, perché dici, ma come sul palco ci sono soltanto persone di sinistra e non ospitate qualcuno che la pensa diversamente? Non era mai successo. Ieri sera, ospite della festa PD a Reggio Emilia, Nichi Vendola ha confermato l'intenzione di voler essere nelle liste di AVS per portare voti. A questo punto il pallino in questa partita a scacchi, che è diventato uno psicodramma, ora scrive il manifesto, ragazzi, torna nelle mani di De Caro. Il pallino ce l'ha De Caro, che minaccia il clamoroso ritiro dicendo nessuno è insostituibile. Lui non vuole che la sua mossa sia letta come un parricidio politico contro Emiliano e pretende il passo indietro di Vendola. Vendola sì, Vendola no, Vendola su, Vendola giù, c'è tempo fino a venerdì, quando Schlein sarà in Puglia e vorrebbe lanciare ufficialmente il candidato alle regionali, e sarebbe ora, ma a questo punto dei due litiganti rimasti ne resterà in pista solo uno. So che siete eccitati da questa cosa, mamma mia, come finirà? E AVS, dopo aver subito sgarbi in Toscana e Calabria, non intende fare un altro regalo al PD, ragazzi? Capite? Questi sono coesi, un campo largo potentissimo. Ci fermiamo, certo, il manifesto basta e avanza, ma so che ci tenete, perché comunque poi qualcuno dice che leggo sempre gli stessi giornali, anzi vi leggo il whatsappino. Guarda, Marco, io ti amo Marco, però capiti a fagiuolo. Buongiorno. Come dirlo se non con la saggezza popolare? Ci sono dei disturbi in antenna stamattina. Chi è? Cos'è? Sono arrivati gli arabi ad abbeverare i cammelli? Niente, non c'è da no, lascia chiudere. Non diamo niente. Andando al mulino ci si infarina. Sbagliatissimo questo proverbio. Ci si invarina, non ci si infarina. Se voi che vi dichiarate liberi continuate a leggere giornali schiavi, Repubblica in primis, dove notizie false sono doverose, l'aereo di Ursula vittima del pericolo russo, mentre era il popolo bulgaro a metterla in pericolo, voi siete stessi complici, tirate voi le conseguenze. Antonino Danna settimana scorsa ha riletto giornali del 78-79, la politica diceva le stesse cose di oggi. Uno si chiede, ma questa gentaglia inutile perché deve pesare sulle mie spalle? Verrà il giorno. Marco fa il predicatore, porta una sfiga, però te l'ho detto, hai sbagliato radio, perché qui leggiamo veramente quello che gli altri non scrivono, partendo dal manifesto. Cioè, dimmi un attimo tu, però te l'ho detto, il confronto mi piace ed è importante che qualunque cosa pensiate mi ascoltiate, e allora scrivetemi il vostro pensiero al 340-6709-659, perché io godo a leggerlo, ok? E soprattutto faccio godere i nostri ascoltatori che sono stufi dei soliti prodotti. Allora, abbiamo letto il quotidiano Il Manifesto, per par condicio andiamo sul Secolo d'Italia. Anche questo politicamente ve lo fa diventare molto duro, lo so. E allora dai, autoerotismo politico. La mattina di mercoledì 3 settembre con Sammy Varin costa solo €1 il Secolo d'Italia. Che fate, non lo comprate? Estate militante, titola quest'oggi il Secolo. Doccia fredda per Elly & Company. Fratelli d'Italia al 30% nei sondaggi è la risposta alla fuffa Dem.
Fuffadem, e si sbandiera ancora il sondaggio SVG per il TG di La 7 di Mentana, che ormai ha qualche giorno, ma ragazzi, giustamente qualcuno magari se l'è perso. Attenzione, Ellis Line nelle Marche dice sfondoni sulla sanità, sfondoni, e Fratelli d'Italia insorge. Il PD, sto campionando, si accorge che a Bologna c'è il problema dei pusher. Beh, lì dai, incitano allo spaccio tranquillamente, a fumare. La stanza del buco, ve la ricordate? Sono tutte idee bellissime che ha soltanto il PD, e con lo stampino le propaga a tutte le città che amministra. Finalmente ci arriviamo. Lo mette il Secolo d'Italia, lo mette in prima pagina. È morto Emilio Fede, volto familiare del giornalismo TV. Emilio Fede, morto oggi, che sarebbe ieri, deve la sua fama tra le nuove generazioni anche grazie ai suoi esilaranti fuori onda che hanno alimentato intere puntate di Striscia la Notizia. Che figura di merda, assolutamente, ma anche il meno utilizzato, perché ormai ne succedono tutti i giorni di stragi. Poteva essere una strage, la ricordate? Celebri soprattutto le sfuriate contro giornalisti e tecnici del TG, uno dei più noti, quando sconsolato ammette la figuraccia, ne nasce un tormentone televisivo diventato il titolo della sua biografia uscita ad aprile scorso. Sì, che figura di me. Chiaramente gli abbiamo voluto e gli vorremmo sempre bene ad Emilio Fede. Gliene ha voluto un po' meno Canale 5 ieri. Ti dico la verità, io da giornalista mi aspettavo almeno che nel riassuntino che fanno alle 8-10 ci fosse questo titolo, non c'era. Poi è iniziato il TG alle 8 meno qualcosa e non c'era neanche nei titoli principali questa notizia. Ma perché? Come mai? Ma perché secondo voi Mediaset non l'ha messo tra i titoloni principali? E insomma, Fede è stato dietro a Berlusconi abbastanza ancino, però poi verso la fine è stato liquidato. Ricordate? Ricordavi, ricordato un ricordare? No, che cacchio dici, Sammy Vari? Ditemi la vostra, come ricordate Emilio Fede? 340 67 09 659. Appassionato di politica, soprattutto di Silvio Berlusconi, ma prima di stare con Berlusconi, ragazzi, ha tenuto compagnia nei telegiornali a tutti noi bambini, ragazzini, è stato un volto importantissimo della RAI. Che ne pensate? Come lo ricorderete? 340 67 09 659. C'è qualcuno di voi che mi sta richiedendo l'unità, ma siete impazziti stamattina? Ma che radio è questa? Scusate, è Radio l'Unità? Va bene, dai, vi leggo anche l'unità proprio perché, vi dimostro appunto che non siamo qui a fare l'altoparlante del centrodestra. Da domani chiaramente non sarò più in conduzione perché l'unità, eccola qua. L'unità nella striscia rossa in alto mette la morte di Emilio Fede. Vediamo come la traduce. Emilio Fede, una vita per il giornalismo, ragazzi. Se no non lo chiamano più, poi ospite Piero Sansonetti. Siciliano, classe 1931. Emilio Fede è morto ieri a 94 anni nella residenza di San Felice di Segrate. Ha attraversato 7 decenni di giornalismo, cominciando in Rai nel 1958 come inviato speciale in Africa, fino al timone del TG1 nel 1981. Poi nell'89 Emilio Fede è l'entrata in Fininvest, prima come direttore di Studio Aperto, poi alla guida del TG4 nel 92, di cui sarà volto iconico, diretto, controverso. Ne ha tenuto le redini per 20 anni consecutivi, spesso accusato di eccessiva parzialità in salsa filo-berlusconiana, fino alla caduta in disgrazia nel 2011 a causa del coinvolgimento nel caso Ruby per un pasticcio di soldi anche con Lele Mora. Ricorderete le polemiche, anche Rete 4 sul satellite, cose insomma che avevano peggiorato ulteriormente la situazione. Però una notizia, nella notizia, l'unità
lo mette in prima pagina. Subito sotto il 10° anniversario di quella foto che sconvolse il mondo. Le lacrime per Alan si sono asciugate, questo è l'editoriale del direttore dell'unità Piero Sansonetti. Quel bambino aveva 3 anni, scappava dalla Siria in fiamme sotto il fuoco dei terroristi dell'ISIS. Ve la ricordate quella foto che fece il giro del mondo? Alan Kurdi, sono passati 10 anni. Giro quotidiano e mi tuffo, dove va? Dai, par condicio, assolutamente sì. Allora aspetta un po', vado immediatamente a dove vorreste mandarvi, eccolo qua, nella memoria del nostro computer di bordo, e sono su Avvenire. Il quotidiano dei vescovi ha un titolo che non ci aspettavamo, devo dire, ed è anche un titolo positivo, di speranza, ragazzi. Titolo principale in centropagina: tra i medici di famiglia ritornano gli aspiranti. Uè, segnale di ripresa per una categoria in emergenza, persi 10.000 professionisti negli ultimi 11 anni, ma sono state già presentate oltre 4.000 richieste ai concorsi regionali, il doppio dell'anno scorso. Primo segnale forse di ripresa dopo la grande emorragia dei medici di famiglia, scesi dai 45.000 del 2013 al 35.000 nel 2024. Quest'anno però le domande presentate per l'accesso al concorso di formazione specifica in medicina generale, in programma il prossimo 30 settembre, sono 4.207 per accedere a 2.228 borse dei corsi regionali. L'anno scorso le domande si erano fermate a quota 2.229 a fronte di 2.623 posti a concorso, capite? E mancano ancora i dati su 7 regioni o province autonome. Quindi buone notizie chiaramente per quella carenza di medici di famiglia che conosciamo tutti quanti, e soprattutto i medici di famiglia sono... non so se siete andati a qualche visita ultimamente, dire che sono stressati è poco. Questo è il titolo principale del quotidiano Avvenire, dove mette però anche il vertice, il presidente russo Vladimir Putin, ospite dell'omologo cinese, da Pechino spiragli sull'Ucraina. Capisci come non la mette giù così drammatica come gli altri quotidiani? Avvenire: Putin apre ai negoziati in un incontro con il premier slovacco Fico e scatena la reazione UE, oggi la parata a piazza Tiananmen. E così possiamo anche liquidare per il momento il quotidiano Avvenire, tuffandoci, dove vado? No, il Corriere aspettiamo ancora un attimo. Volete già il fatto? Fatto? Dai, Fatto Quotidiano. Tel chi? Riarmo infondato. I 27 superano Russia e Cina in spese militari. L'Unione Europea confessa 100 miliardi più di Putin per le armi. L'Agenzia della Difesa: propaganda bellicista sbugiardata. Già nel 2024 343 miliardi contro 234. L'intesa euroasiatica nel summit in Cina, Putin sia garanzie di sicurezza per Kiev, affari d'oro per Xi, gas e banca comune, e poi intervista sempre sul Fatto Quotidiano al sociologo: si riarma per la sua crisi. Streak di Blank Institute dice: questa Europa è fallita, serve nuovo patto aperto a est. Attenzione, sentiamo sempre più spesso questa frasettina anche dalla nostra astrologa: l'Europa fallita, succederà qualcosa. Che ne dite voi? Succederà qualcosa? Scrivetemi adesso, dai. 3406709 Gomblottisti, unitevi. Dove andiamo? Andiamo sul Tempo, signori. Il Tempo ha sempre un'apertura divertentissima, appena di destra, ma poco. Il Tempo oggi dedica la prima pagina alla 10ª flotilla, 10ª Hamas, scritto con l'H davanti. Vai! Ma questi se li sognano di notte i titoli. 10ª Hamas, flotilla Hamas. Sinistra e centri sociali santificano le navi in viaggio verso Gaza, tra convegni in Parlamento e minacce di bloccare il porto di Venezia, ma quello di Genova no. Così 10 anni dopo il patto con Annun inizia l'autunno caldo contro Meloni.
E il bellissimo fotomontaggio chiaramente è di Greta in buona compagnia, ma buonissima compagnia, i centri sociali che picchiano e i neris che fanno vittoria, vittoria sulle navi che stanno partendo, sono tornati indietro perché c'era brutto tempo, ma adesso partono davvero, sono partite. Da Greta ai VIP sul red carpet, ecco il festival dell'ipocrisia, scrive Andrea Ruggeri. L'ex ambasciatore Heydar: vi racconto l'ONG che finanzia i media, stanno costruendo l'odio verso Israele. Attenzione, non è il primo articolo, è sui giornali di centrodestra che dice ma queste ONG che stanno facendo una bellissima cosa, vanno a Israele a ricordargli basta con la guerra eccetera, ma chi c'è dietro? Chi c'è? Ve lo dico tra poco, ve lo dico. Sempre sul quotidiano Il Tempo, a proposito, l'editoriale di Tommaso Cerno, il direttore, quelle navi sulla rotta islamista. Nel decennale dell'operazione Flotilla, che come raccontato da Il Tempo vedeva tra i promotori e cacciatori di fondi l'ormai onnipresente Mohammed Hanun, l'uomo più vicino ad Hamas in Italia, si presenta sui nostri mari mascherata da manifestazione spontanea di attivisti la ex Flotilla Hamas, 10ª Flotilla Hamas, un gioco di assonanze con la famigerata unità speciale della Regia Marina italiana, oggi impronunciabile. Eppure quella a cui assistiamo è una parata politica e militare finanziata da gruppi che sostengono l'organizzazione terroristica che guida Gaza con l'unico obiettivo di costruire una propaganda capace di portare consenso a partiti e strutture che lavorano per insediare la cultura islamista in Europa. Lontana dunque dalla visione dei due popoli, due stati, ed ecco che coloro che credevano guru del cambiamento climatico, del movimento operaista, ambientalisti o professori di scuola si trasformano come per magia in testimonial di Hamas e del suo disegno politico, portando nelle piazze le parole d'ordine del radicalismo musulmano. Ci fa venire i brividi oggi Tommaso Cerno sul quotidiano Il Tempo, assolutamente da comprare, magari la prima volta €1,20, dai, fuori da ne. Intervista a Giulio Tremonti, Monti e lo spread, i conti dell'Italia li avevo messi a posto io, bene Meloni sul bilancio. L'ex ministro Tremonti oggi sul quotidiano Il Tempo attacca Monti. Nel 2011 i conti erano a posto, bene Meloni sul bilancio. Siamo sempre sui primi passi del tempo, nel senso che siamo in prima pagina. Le segnalazioni anche qui, addio a Emilio Fede, dai grandi scoop ai guai del leone di Silvio. Il ricordo con Paolo Brosio, con lui rapporto di amore e odio, è stato il mio grande maestro e ce lo ricordiamo anche Paolo Brosio sicuramente, poi ha deviato un po' verso religione, Dio eccetera, però ha fatto benissimo per qualcuno. Molliamo il quotidiano Il Tempo, anche se ragazzi è ricchissimo poi ci entriamo perché vi devo assolutamente raccontare delle cose. Vado su Repubblica, certo, e non è che non lo leggo Repubblica, ragazzi, no, perché vi devo pur far arrabbiare, altrimenti siete mosci la mattina. Oh, sveglia! La Repubblica scrive: parata contro l'Occidente. Putin vede Xi e detta condizioni sull'Ucraina. Sfilata militare a Pechino con Kim Jong-un. I volenterosi si dividono sulle truppe di garanzia per Kiev. Da Merz critiche a von der Leyen. Emilio Fede di spalla, siamo in prima pagina sul quotidiano La Repubblica. Emilio Fede, addio al cantore televisivo del berlusconismo. L'articolo è di Francesco Merlo. Notizia che chiaramente viene sparata a sprombattuto dai quotidiani di sinistra: ponte sullo stretto, il no degli Stati Uniti a inserirlo tra le spese per la difesa. Retromarcia sul ponte dello stretto, lo scrive Repubblica. Il collegamento tra Sicilia e Calabria sognato da Matteo Salvini e per cui il governo prevede costi da 13,5 miliardi di euro non potrà essere inserito tra le spese militari per aiutare l'Italia a raggiungere quota
5% come da impegni NATO recentemente sottoscritti. Attenzione, lo scrive Bloomberg citando un'intervista all'ambasciatore USA alla NATO Matthew Whitaker. Il repubblicano ha fatto capire che gli Stati Uniti non approvano contabilità creative da parte degli alleati europei. Non approvano, non vuol dire che dicono per forza di no, insomma, però questa è la prima pagina di Repubblica. Mi fermo perché c'è la pausa, non lo sapevate voi nuovi ascoltatori, ma ogni mezz'ora Sammy Varin ferma la rassegna stampa, ferma i motori per farvi ascoltare un artista sconosciuto. Si chiamano indipendenti quelli che tratto io. Perché? Perché non fanno parte di nessun circuito importante, non hanno importanti case discografiche alle spalle, non vengono praticamente quindi mai trasmessi dalle radio quelle importanti. Noi che siamo una radio di nicchia, che facciamo controinformazione, che cerchiamo di dire cose che gli altri non dicono, vi facciamo ascoltare la musica che non c'è. Oggi una bravissima cantautrice di Perugia che ha presentato i suoi lavori discografici in numerosi festival ed eventi. Lei si chiama Anna Panzanelli. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In December, stars and light shine in my city. Children's playing and music in the street. As I'm watching all the colors through my window, I miss you. In the nighttime, I look raindrops turning to snow, while I'm trying to sleep in my solitude. If it's magic, I will ask for you to come back to me now. Without my love, I only feel cold. Not this special holiday. In December, lights go dark fast. I should turn them on for your return. Almost winter, and I'm sure I will see you soon. Maybe tomorrow or in the afternoon. Until that moment, I'll be watching through my window, waiting for you. Without my love, I only feel cold. Not this special holiday.
December, lights go jack fast. I should turn them on for your return. Almost winter, and I'm sure I will see you soon. Maybe tomorrow or in the afternoon. Until that moment, I'll be watching through my window, waiting for you. Non so voi, ma io mi sono sdraiato sul tavolo, mentre Francesco ancora una volta sbadigliava, ma oggi è così, 3-4 sbadigli uno dietro l'altro, campiona anche sbadigliando, ma è pazzesco, ma è segno di vitalità, bada ben, vuol dire insomma che il meglio deve ancora venire, scherzi a parte, con un pezzo del genere non è che non ti puoi rilassare. In December, signori, Duke Ellington è mica Gerolamo Pompetta. The Single Petal of a Rose è la bellissima versione di Anna Panzanelli da Perugia. Se siete in zona Umbria seguitela, perché questa gira in tutti i locali e trasmette emozioni stupende, proprio come quelle che io vi trasmetto ogni giorno in rassegna stampa. Il buongiorno si sente dal Varin, naturalmente anche la buonasera, dopo le 18 siamo in replica, e la buonanotte per chi ci segue a volte durante la notte. Qualche WhatsApp, sì, perché la nostra rassegna si avvale del vostro responso, del vostro consulto attraverso messaggini al 340 6709 659, messaggini che potete inviare anche se ascoltate la replica, perché poi vengono letti dal primo speaker che arriva in onda. Salve, l'Ucraina nonostante la guerra a Zelensky che è decaduto non indice elezioni. Si vedono invece atleti in ogni sport, in ogni disciplina di singolare o di squadra, mai visti prima. Ma dai, buongiorno Sammy, vogliamo finalmente lo stop alla guerra in Medio Oriente? Free Gaza from Hamas, Free Gaza from Hamas è l'unico slogan efficace. Non male, sarebbe bello che ci aggiungessero questa frasettina gli amici della flotilla, e invece pare insomma che qualcuno abbia dei diretti collegamenti con qualche terroristino. Tra poco ci torniamo. Fastidioso sentire il respiro mentre canta, qualcuno glielo spieghi. Oh, ce l'ha con la Panzanelli questa, invece no, è proprio il bello. Chiaro che se è come quel venditore che faceva Radio Italia tanti anni fa, che adesso fa Striscia, è un'altra cosa. Però no, la Panzanelli è dolcissima, assolutamente. Panzanelli forever, però assolutamente benvenuti i vostri pensieri, le vostre meditazioni. Un'occhiata certamente alle agenzie, perché oggi non succede niente. Quando non succede niente, normalmente sta per accadere qualcosa. Certo, le bollette della luce, lo dice Repubblica e la cosa mi fa spavento, arrivano nuove offerte sul mercato, come risparmiare, e io non ve lo dico chiaramente perché non ci credo, ormai ho capito che sono tutte fregature, però oggi ne parla il quotidiano Repubblica. Altre notizie dell'ultima ora non ci sono, sto parlando mentre sto guardando, perché te l'ho detto, quando è tutto troppo calmo, mamma mia, noi giornalisti abbiamo imparato che se accade qualcosa, accade l'impossibile, come ad esempio impossibile il fatto che io vada sulla stampa. Non ci vado, no, neanche se mi paghi. Dopo, assolutamente dopo, vado subito sul quotidiano La Verità, così faccio contenti molti gomblottisti. Che fate
fate un'attenzione pazzesca e se non la leggo in tempo iniziate come mai? Se non sbaglio, no, il Marco da Mantova è sempre molto democristiano se non sbaglio forse non hai ancora letto La Verità. No, ma no, perché sono tanti quotidiani, non li posso leggere tutti, questa trasmissione è un po' uno spettacolo, uno show, cerchiamo di sdrammatizzare le terribili notizie che vado leggendo e a volte rimane indietro qualcosa. La verità di quest'oggi mercoledì: la sinistra è la malata d'Europa. Signori, il ballo della crisi tocca i padroni del vecchio continente. Francia in piena agonia politico-finanziaria, governo appeso a un filo. In Gran Bretagna Starmer prova a commissariare la titolare del tesoro per placare i mercati. La Germania, reduce da anni di cure socialiste su Green Deal e immigrati, non se la passa meglio. Anche a destra in Europa non è che stiamo benissimo, nel senso che ci fanno fuori. No, si muore di morte naturale. Attenzione, fare il candidato di AfD è un mestiere usurante, scherza il quotidiano La Verità. 6 morti in pochi giorni. O poco cane o poco cane. Tra poco ci arriviamo. Sempre in centropagina sul quotidiano La Verità, il caso Nitag non è chiuso tra Schillaci e Chigi, il clima resta di puro gelo. Altra nomina del ministro che sembra non rispondere più agli input politici del partito che l'ha scelto. Quanto può durare così? Si occupa della bella serie che sta per uscire su Enzo Tortora, Francesco Borgonovo. Portobello, Bellocchio fa scoprire ai progressisti che si può criticare la magistratura. E io aggiungo non soltanto quello, perché comunque c'è una meditazione interessante in questa serie che certamente vedremo chissà su quale canale e siamo assolutamente molto curiosi. La porno arringa della Bongiorno sul caso Grillo. Poche ore e arriva la sentenza per il presunto stupro commesso da Ciro e dai suoi amici. Il presidente della giuria Contu ha confermato che entro oggi arriverà la sentenza del processo contro Ciro Grillo e i suoi 3 amici imputati per violenza sessuale di gruppo. Non sono ammessi ulteriori slittamenti. E stiamo a vedere, anzi a sentire. Emilio Fede, un riquadretto senza esagerare, scomparso ieri a 94 anni, guerre, gaff, TG e giustizia, vita da Fede, un giornalista fenomeno folgorato dal CAV. Così lo presenta come epitaffio il quotidiano La Verità, che poi approfondiremo naturalmente perché è pieno di notizie dire particolari e poco, ma eccomi sul Corriere della Sera. Xi, l'asse con Putin e lo show. Il progetto del nuovo gasdotto e oggi la parata militare con Kim, il messaggio di forza al mondo. Ucraina, il piano dei volenterosi, il leader russo mai detto no a Kiev nell'Unione Europea. E questa è comunque una notiziona. Il summit in Cina rinsalda l'alleanza tra Mosca e Pechino. Trovato l'accordo con la Russia per il gasdotto che così trova un'altra sponda commerciale dopo il gelo con l'Europa. Il presidente cinese Xi lancia il suo proclama al mondo, attesa per la grande parata militare con il leader della Corea del Nord Kim. Guerra in Europa, il piano dei volenterosi per Kiev. Vladimir Putin riapre e annuncia mai stato contrario all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. In prima pagina sul Corriere, Daniele Manca parla del vertice di Tianjin, l'Europa e la sveglia che suona. Ve ne leggo qualche riga. Che cosa non fa? Non è... Se non sei capace di leggere, lascia stare, se mi vari... No, che è difficile. Allora, che cosa non fa e non è l'Europa è molto chiaro. Capisci a me, eh? E beh, questo è il Corriere, ragazzi, c'è gente di cultura. Che cosa non fai non è l'Europa è molto chiaro.
L'avete capito fin qua? E risulta ancora più evidente in questi giorni, scrive Daniele Manca di Spalla sul Corriere. Una parte importante del mondo, chiamata dal leader cinese Xi Jinping, si vede riunita attraverso i suoi capi di Stato, spesso autocrati e in qualche caso autentici dittatori, a Tianjin, sotto l'insegna della Shanghai Cooperation Organization, SCO, creata dalla Cina e fatta rivivere per l'occasione. Troviamo, oltre a Pechino, India, Russia, anche altri paesi, la popolosa Indonesia, l'Iran in cerca di legittimazione, l'Egitto, più della metà della popolazione mondiale e un quarto malcontato del PIL, della ricchezza globale. Così l'incipit dell'articolo di Daniele Manca oggi sul quotidiano Il Corriere, e non farmi pensare ad altro, ma poi vi do altre notiziette, perché stiamo per dire sì a un accordo che non ci fa fare i salti di gioia, ma diremo sì. Ve ne parlo tra poco, forse qualcuno di voi già. Scrivetemelo se l'avete indovinato, 340 6709 659. Siamo sempre sul Corrierone, certo, c'è di spalla la segnalazione dell'intervista che Aldo Cazzullo fa al cardinale Zuppi. Leone XIV, come Francesco, difenderà gli stranieri. Perché non si sente più niente, scusa? Non so, sono sparite le note variniane. Cos'è l'effetto Varin che ti fa dire stranieri? Non ho capito. Adesso hai veramente dei problemi mentali. Leone in continuità con Francesco. No, è l'operazione al cuore, no? Che ogni tanto divento sensibile. Farà con stile diverso le stesse cose, difenderà gli stranieri perché lo dice il Vangelo. Va bene, ok, proseguiamo oltre. Siamo sempre sul Corriere. L'inchiesta, la denuncia della sindaca Funaro. Attenzione, c'è un 45enne toscano dietro al sito sessista, quello famoso delle chat, eccetera, usava il nome Boss Miao. Boss Miao si faceva chiamare, aveva un debole per i gatti e tutto miau miau miau. E noi gattofili chiaramente oggi ci vergogniamo come dei ladri. Boss Miao, il gestore del sito sessista nel mirino della Postale, si chiama Vittorio Vitiello, 45 anni, toscano, l'hanno scoperto. Decisiva la denuncia della sindaca di Firenze Sara Funaro, e chiaramente intervista a go per la sindaca di Firenze, piddina, perché no, e poi adesso scopriamo praticamente chi sarà questo terribile personaggio, il mostro di Firenze, lo chiama Massimo Gramellini nel suo caffè, tra poco ve lo leggo. Tanto però anche sul quotidiano Il Corriere l'addio a Emilio Fede, il TG4 Ruby, l'arresto, la vita spericolata di Fede, e vi invito naturalmente a dire la vostra. Come ricordate Emilio Fede? Al 340 6709 659, se lo ricordate, perché era completamente stato dimenticato in uno dei luoghi dove vanno i vecchi prima di morire. Per fortuna non tutti, se possibile cerchiamo di evitarlo. Il mostro di Firenze. Adesso tutti daremo la colpa a Vittorio Vitiello, il pompeiano residente a Firenze che pare gestisse il famoso sito con l'organo genitale nel titolo. Già, PHIK, fica. Scopriremo che già a scuola sbirciava nei bagni delle ragazzine e che a 20 anni prese una multa per divieto di sosta davanti a un negozio di sex toys. Conosciamo lo schema, perché è comune a tutti gli scandali. Si individua il capro espiatorio e lo si prende a sputi, a monetine, affinché gli altri capretti possano continuare a pascolare in santa pace. Certo, non ci stancheremo di denunciare la maleducazione affettiva di quelli che inzeppano di immagini becere il gruppo Facebook della palestra o del calcetto, pensando che la M di maschio significhi muscoli invece di maturità. Ma il problema non sta solo nel modo in cui ancora troppi uomini vedono le donne, ma nel modo in cui gli esseri umani in genere guardano i loro simili. Chi mette sui siti sessisti la foto di una signora più o meno famosa e chi la commenta non si chiede mai se quella donna sia una creatura reale con una sua sensibilità e dignità, come
non se lo chiede chi insulta o deride gli altri sui siti di calcio, politica, giardinaggio. Appena tendiamo l'arco dei social, diventiamo tutti sceriffi in Nottingham, travestiti da Robin Hood, e i bersagli umani delle nostre frecce intinte nel disprezzo retrocedono a oggetti inanimati, puri pretesti per scaricare pulsioni che la vita reale ci costringe a reprimere. Lo so, è filosofia spicciola, chiamatela pure filosofia.eu. Così Massimo Gramellini, e certamente con l'arrivo dei social siamo cambiati un po' tutti quanti, poi ci si è messo il Covid, siamo peggiorati tantissimo ed è un bel casino. Io ammiro voi ascoltatori che in questo momento state sentendo la mia voce da una radio. Chi ha una radiolina schiaccia DAB sulla radio e ritorna alle origini della comunicazione. Vero è che moltissimi di voi, e per fortuna ci siete, ci ascoltate sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, ad esempio, sulla pagina Facebook o il canale YouTube di Radio Libertà, o scaricando l'applicazione di Radio Libertà. Se non ci foste voi, probabilmente la nostra comunicazione sarebbe monca, ma bisogna saper scegliere e soprattutto bisogna capire dove sta la verità. E come dice Sammy Varin, la verità sta sempre nel mezzo. Dove vado? Sì, lo so, tu dici, la par condicio che oggi trasmetti, andiamo sul quotidiano Il Giornale, l'unico che forse lo mette così in apertura di quotidiano. Il Giornale di quest'oggi mette in apertura: morto l'ex direttore del TG4 senza fede, il titolone del Giornale. Aveva 94 anni, una vita da giornalista tra scoop e prese di posizioni politiche. Stefano Zurlo, che sentiamo spesso anche su queste frequenze, scrive: ormai era un sopravvissuto, sfuggito al controllo del tempo. La sua carriera si era chiusa di fatto in modo burrascoso nel 2012, quando aveva incrociato temerariamente le lame con la dirigenza di Mediaset, forse pensando di essere invincibile. Come diceva il Cab, sono invincibile. E chiaramente i vari articoli e ricordo di Vittorio Feltri, un mattatore della vita finito con poca gloria, e di Augusto Minzolini, fenomeno mediatico. La sua amicizia col Cab si trasformò in fedismo. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale, di spalla, sulla sinistra, la mossa statunitense, scudo spaziale, avviso di Trump a Cina e Russia. Trump annuncia lo spostamento della sede dello Space Command in Alabama. La tempistica non è casuale, arriva in concomitanza del vertice in corso in Cina, a dimostrazione di come anche l'America stia adeguando la sua strategia militare. Siamo ancora sul quotidiano Il Giornale e siamo all'interno, visto che siamo tutti curiosi di quello che c'è dietro queste navi che partono verso la striscia di Gaza, cariche di ogni ben di Dio, e qualcuno di voi me l'ha scritto e dice: ma non è che sta roba che marcisce col caldo eccetera, e ci saranno le scatolette, continua a dire, però vengono i dubbi ai nostri ascoltatori, ma soprattutto chi c'è dietro che organizza tutto quanto. Pagina 10 del quotidiano Il Giornale: Gaza, i dubbi dei riservisti tra ira dell'Israele contro l'Europa, via l'addestramento, ma sono meno dei 60.000 richiamati, i riservisti israeliani. All'ONU il Belgio voterà sì alla Palestina. Ben-Gvir: conoscerete il terrore. E per il momento, adesso poi soprattutto che Ben-Gvir conoscerà l'Italia. No, Herzog, dai, va benissimo. Giovedì, domani, certo, viene a incontrare il Papa, Herzog, eccetera. Scendiamo un po' più in basso. Ecco l'analisi di Fiamma Nierestein. Dietro le navi solidali, un assedio via mare con la regia di Hamas. La missione è propaganda in vista del voto ONU
sullo Stato palestinese. Ecco qua che non mi era venuto in mente. Già, al posto di gridare solo Palestina libera, gridare anche fuori Hamas non sarebbe male aggiungercelo. Invece non viene mai citato da questi signori che stanno veleggiando verso la striscia di Gaza. Ieri una parte della flotilla internazionale diretta a Gaza si è mossa da Genova. Dovrebbe arrivare alle 70 imbarcazioni, scrive Fiamma Nirestein oggi sul quotidiano Il Giornale. 30 maggio del 2010 una flottiglia di 6 navi lasciò le coste di Cipro con 718 persone di 37 paesi. Israele non consentì l'approdo, peraltro illegale. Lo scontro fu durissimo e portò a 6 morti, oltre che alla rottura con la Turchia. I pretesi aiuti erano il mero travestimento di una campagna politica. I naviganti, in gran parte membri dell'IHH. Nel 2011 un altro tentativo ha portato centinaia di attivisti a tentare di entrare su voli commerciali. Poi è stata la volta di Greta Thunberg. Le flottiglie sono uno sperimentato mezzo di propaganda, ma adesso siamo alla guerra aperta, a un assedio fisico e politico condotto con 70 imbarcazioni grandi, medie e piccole, super attrezzate o elementari, cariche di casse regalo per Hamas, che si avventurano da Genova, dalla Spagna, dalla Tunisia, dalla Grecia, dalla Turchia, per l'appuntamento davanti alle coste di Gaza con la scusa della consegna di aiuti alimentari. Se fosse vero, i naviganti e chi li organizza con molti mezzi saprebbero che il porto di Ashdod fornirebbe una strada semplice e garantita per consegnare il cibo, le bevande, le medicine, fino all'ultimo yogurt, come ha detto il capo del movimento genovese, che ha tenuto un discorso alla partenza davanti a una grande folla di portuali mobilitati nell'inconsueta evenienza. È la folla che deve essere mossa, è l'odio di massa che si cerca ormai, un'ondata popolare, che cosa lo è di più dei lavoratori genovesi con la CGIL alle spalle, che minaccia la violenza. E abbiamo sentito, minacciano di bloccare tutto a quanto. Giriamo la pagina, l'articolo della Nirestein prosegue, ma a pagina 11, sempre sul quotidiano Il Giornale, si parla del braccio armato della flotilla Propal. Camalli e centri sociali pronti alla violenza, scrive Francesco Giubilei nel suo dossier. Dietro il collettivo lavoratori portuali che vuole bloccare i porti, una rete di sigle estreme. Ripeto, questa cosa che sta facendo la flotilla, molti di voi magari e di noi la provano, nel senso che bisogna fare qualcosa, un segnale per dire basta guerra, per dire basta ad ammazzare persone nella striscia di Gaza, ci vuole. Ma qui c'è davvero dietro qualche cosa, oltre al fatto, certo, che il Belgio adesso anche lui approva la Palestina, che non esiste, il voto, ci sarà il voto dell'ONU prossimamente. Leggiamone qualche straccio di questo articolo di Giubilei sul Giornale. Prima hanno annunciato di bloccare il porto di Genova, poi l'Italia, infine l'Europa, se la missione della Global Flotilla verrà fermata da Israele. Una vera e propria minaccia espressa dai camalli genovesi rappresentati dal collettivo autonomo lavoratori portuali, di cui un rappresentante, il 39enne José Nivoi, è pronto a salpare per Gaza. Negli ultimi mesi il collettivo dei portuali ha avuto un ruolo centrale nell'organizzazione della missione per Gaza, sia da un punto di vista economico che con la raccolta degli aiuti, sia logistico, e non a caso, oltre a Barcellona, le prime navi sono salpate proprio dal porto ligure. L'invito a bloccare tutto è arrivato da camallo Riccardo Rudino, che già nel 2021-2022 aveva partecipato a manifestazioni contro lo sbarco delle navi delle armi. Eppure il collettivo autonomo lavoratori portuali non agisce da solo, ma c'è una saldatura tra sindacati, collettivi studenteschi, centri sociali, ONG Propal e sinistra italiana, che con la scusa di sostenere la Palestina promuovono da 2 anni disordini e occupazioni. È lo stesso José a spiegare in un'intervista che
Se succede qualcosa alla flottiglia, si ferma tutto e la mobilitazione non si limiterà a quello. Con il nostro sindacato USB abbiamo già lavorato per estenderla oltre. Tra le sigle citate ci sono il PSMWFTU, Federazione Sindacale Mondiale, il Coordinamento Internazionale dei Porti, mentre viene rivendicata un'azione già compiuta a giugno insieme ai portuali di Marsiglia e del Piero per bloccare 2 carichi di armi dritti a Israele. Nivoi poi aggiunge: bisogna bloccare tutto, ci vuole uno sciopero generale, l'interesse di altre categorie c'è, in molti si sono dimostrati ricettivi e disponibili a mettersi in rete con iniziative coordinate. Con USB siamo pronti. Dal 4 anche gli studenti hanno lanciato una mobilitazione, in realtà più che gli studenti a lanciare una giornata di mobilitazione studentesca nazionale a sostegno della Global Summit Flotilla sono i collettivi Osa e Cambiare Rotta, noti alle cronache per le occupazioni delle università, gli slogan violenti, le posizioni anti-israeliane. Non a caso il motto della giornata è "a lezione dai portuali e dalla classe operaia. Blocchiamo la macchina del genocidio e della guerra", aggiungendo: "se non fermano il genocidio, fermeremo il paese". Non poteva mancare il tentativo di cavalcare politicamente la situazione, così potere al popolo ha chiamato a raccolta i propri militanti, come hanno già detto. Siamo pronti a mobilitarci per difendere le navi, fare quel che i governi occidentali continuano a rifiutare, lottare contro il genocidio del popolo palestinese. A rilanciare l'invettiva dei portuali si sono aggiunti i gruppi pro-Pal, a cominciare dal Global Movement to Gaza. Ma ragazzi, fatevi un giro oggi a comprare in edicola il quotidiano Il Giornale, perché a pagina 11 vengono svelate tante cosettine, anche grazie alla grandissima Fiamma Nierestein. Ci ritorniamo sull'argomento? Non lo so, perché sono pochi i quotidiani che hanno coraggio di dire queste cose. C'è anche Il Tempo, su cui torneremo tra pochissimo, il tempo della pausa, proprio così, perché c'è la nuova canzone di Brezza. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Siamo 2 volte che tu te ne vai, mi lasci dentro una nuova ragione per incazzarmi con me stesso e poi scriverci sopra una nuova canzone. E non ho niente di speciale, dai, è solo che mi faccio un po' desiderare. Penso un po' troppo prima di parlare, per poi restare solo senza parole. Tu che mi guardi interessata e non sai niente di me, che non mi piace fare quello strano gioco del flirt. Tu che mi parli con la voglia di sapere di me, io con la noia che ho da sempre in un approccio cliché. In questo mare disteso ogni volta tra le righe di un testo un po' temo di portartici, non ci riesco. Sarà per il vento un po' freddo che c'è. Oh che sei bella, 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 ma bella da morire. Tu che sei bella, 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 che vorrei scomparire. Tra le righe di un testo un po' demone, portartici non ci riesco. Tu sei bella da morire. E un'altra volta arriva lui con le solite rime, fa cambiare da di me le mie cazzo di vite. La gente fa sempre valere le stupide invidie, perché è la vita di un artista che vuole soffrire. E ti racconto dall'inizio dei miei pali e del mio vizio, farmi pare razionali su temi relazionali, come se volessi farti scappare dalle mie mani. Ora mi guardi interessato e parli un po' più di te, che sta un po' male, forse apprezzi chi fa il body flex. Tu che sorridi perché vuoi ai miei occhi altre attenzioni, ma non riesco mai a capire bene le tue intenzioni. In questo mare disteso ogni volta tra le righe di un testo un po' temo di portartici non ci riesco. Sarà per il vento un po' freddo che c'è. Oh che sei bella, 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 ma bella da morire. Tu che sei bella, 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 che vorrei
scomparire. Tra le righe di un testo un po' demone, portartici non ci riesco. Tu sei bella da morire. Che sei bella, 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 ma bella da morire. Tu che sei bella, 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 che vorrei scomparire. C'è qualcuno che è ancora al mare? Certo, perché è ritornato il sole. Fatemi fare un saluto a chi si trova in vacanza e ha scelto bene il mese di settembre. Chiaro che ci eravamo spaventati ieri, che acquata che è arrivata in certe zone del nord. Ritorna il sole, ritorna il caldo. Ho sbagliato tutto oggi a vestirmi? No, però insomma il gipunin ce l'abbiamo la mattina presto. Buongiorno a chi è vacanziero, ma buongiorno naturalmente a tutti voi che state lavorando in giro per l'Italia con l'autoradio. È così comodo, schiacciate DAB sul pulsante della vostra autoradio e appare Radio Libertà. Siamo tutte in ordine alfabetico le radio, e quindi cercate Radio Libertà, provate, non ci perdete più perché siamo nazionali. Questa è la nuova canzone di Brezza, Bella da morire, puro pop cantautorale con un'anima cruda, malinconica, diretta, devo dire. È il bello di questi artisti che cercano un'autenticità, di chi non vuole nascondere le proprie fragilità. Ormai siamo diventati tutti belli, grandi, fighi, e sui social poi, mamma mia, che leoni da tastiera. E invece è bello anche non nascondere le nostre fragilità, che non significa metterle lì sul tavolo ogni giorno, che cavolo, non facciamo i piangina, ma facciamoci sentire, diciamo il nostro pensiero, qualunque esso sia, qui lo potete fare. Radio Libertà sta per leggere i vostri messaggi, e se siete tra il gnacca e il petacca, altra citazione che ti manca, Francesco, gnacca e petacca, se siete tra il gnacca e il petacca, perché c'è qualcuno che davvero sta scrivendo una compilation di citazioni variniane, chi va al mulino si infarina, anche quella manca, scrivetemi un messaggio al 34067 09 659, perché io ogni mezz'ora li leggo e vediamo con chi ve la prendete. Zuppi, un mentecatto con il letame nel cervello. Assolutamente, Gino, prendo le distanze da queste insinuazioni, ci mancherebbe. Buongiorno Sammy, forse arriva il sì per il salasso per armarci? No, Luciana, no, il sì è a qualcos'altro, mamma mia, porco cane. Sì, probabilmente anche per quello, ma penso che ci sarà qualche litigetto all'interno del centrodestra, e siamo rimasti ormai in uno all'interno del centrodestra a non volere armi e guerra. Possibile questa cosa? Zuppi, ce l'avete con Zuppi, ragazzi? Zuppi è disperato, secondo lui il Papa difenderà i musulmani. Che spettacolo, penso a questa minchiata che gli sia stata scritta da Casarini, il bestemmiatore, scrive Walter. No dai, se n'è andato Bergoglio e dici che ha lasciato in eredità, mi raccomando, devi aiutare Casarini. No dai, ti prego, sarà benedetto persino da questo Papa Casarini. Per il momento se ne sta fermo Casarini, tranquillissimo, sarà forse in ferie, ne vediamo, tra poco lo scopriamo. Buongiorno, un appello al Ministero dei Trasporti e Lavori Pubblici: mandiamo al diavolo i volenterosi e la baronessa e riproponiamo il gasdotto Maestrim 2 Sud con Abba Trieste, progetto annullato da Renzi quando era Presidente del Consiglio. Dobbiamo fare di nuovo grande l'Italia. Già sentita questa frase, però vabbè, ci sto. Ma il Vangelo non dice che dobbiamo mantenere e subire degrado, violenze, omicidi, stupri, ominidi che spaccano le statue della Madonna, usano ogni mezzo per imporci la loro cultura, religione dell'invasore, che con l'aiuto delle sinistre ha come unico scopo sostituirci annientando Gesù Cristo. Vi ho letto solo 3 righe di Zuppi oggi, e questa è la reazione che avete avuto. Tu pensa se vi leggo tutto l'articolo.
La flotilla, lungo violento braccio di Hamas contro l'Occidente. Ecco tutta la stupidità degli occidentali. Sto leggendo i messaggi che stanno arrivando anche in questo istante al 340 6709 659 e se è sera o se è mattina presto inviatemi lo stesso il vostro pensiero, perché il primo speaker che arriva in onda lo legge. Nel caso in cui le navi vengano fermate dagli israeliani, poi non è che il carico viene dirottato verso strane strade tipo Hamas? Mettete gli Suede una volta, questi ancora fanno musica interessante. Gli Suede non li conosco, però li ha messi sicuramente qualche altro collega. Passo la notizia. Dove vado? Allora, qui capite che è una bellissima sensazione quella che abbiamo, e quando partecipate, io vi leggo qualcosa e c'è una risposta, e io sono quasi adesso, guarda qua, chi mi guarda in radiovisione, eccola qua, l'intervista di Aldo Cazzullo al cardinale Zuppi. Che tentazione di leggervela. No, non posso. Compratevelo, barboni, compratevi il Corriere. Ma che vi devo leggere tutto quanto, ragazzi? Cioè, non sono qui a strombazzare il giornalone Il Corriere, assolutamente no. Per ora non ve lo leggo, ma non prometto nulla. Manca il quotidiano Libero? Ci arrivo subito. Manca anche la Stampa. Volete la Stampa? Ne vado sulla Stampa? Va bene, vado sulla Stampa. Gas, armi e affari. La tela di Xi. Si parla del vertice di Pechino con Putin che dice la famosa frase: non sono contrario all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione, non attaccherò l'Unione Europea. Maxi accordo sull'energia con la Russia, scambi bilaterali con l'India, oggi la grande parata militare. In prima pagina sul quotidiano La Stampa, Savoini, svolta a Mosca col neo ambasciatore, scrive Francesco Moscatelli. È una segnalazione in prima pagina sul quotidiano La Stampa che ci mette un po' di curiosità. Mattaccini e pazzoidi è il buongiorno di Mattia Feltri, che magari andremo a sfrugugliare prossimamente. Vediamo un attimino, questo quando uno cerca di fare i lavori poi si esce fuori, vai di qua, vai di là. No, sto parlando col mio computer, non pensate stia parlando con regia o con qualcosa, parlo col mio computer. È un amore, odi et amo verso i computer, che dici che invenzione stupenda. Sapete che siamo schiavi ormai da decenni dei computer, ma il problema che deve ancora accadere sarà l'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale penso che già lo siamo, è aumentata tantissimo l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e pare che per lavoro ormai l'80% delle persone utilizza l'intelligenza artificiale. Tutto questo ben di Dio di tempo sprecato per cosa? Per entrare meglio sul quotidiano La Stampa. Ma lo faccio per voi comunisti che volete saperne qualcosa di più. E allora, eccolo qua. Sono arrivato a pagina 7. Gianluca Savoini. Mamma mia! Che paura! C'è solo a guardarlo, ragazzi, quelli di sinistra tremano. Beltrame ambasciatore in Russia, una svolta nei rapporti diplomatici. Ragazzi, l'ex portavoce di Salvini è figura centrale nello scandalo Metropol. Chiaramente la Stampa parla ancora di scandalo Metropol, però non era successo assolutamente niente, dimostrato. Ma lasciateli nel loro brodo. Però è una segnalazione che vi devo fare, ragazzi. L'ex portavoce di Salvini e figura centrale nello scandalo Metropol dice: sulla guerra il governo si barcamena. L'intervista è quest'oggi a pagina 7 del quotidiano La Stampa, dovrete comprarlo, ragazzi, da parte di Francesco Moscatelli.
Mi fa ridere sentir parlare del ritorno di Savoini o del riavvicinamento della Lega alla Russia. Io non sono mai andato via e credo che Matteo Salvini sia stato l'unico politico italiano che ha sempre tenuto la posizione molto netta e coerente di chi dice basta parlare solo di riarmo, di guerra e di pericolo russo. Gianluca Savoini, ex portavoce del leader leghista e figura centrale dello scandalo Metropol, è stato uno scandalo a quanto pare, una compravendita di petrolio che avrebbe fruttato alle tasche del Carroccio 60 milioni, tra parentesi, vicenda per la quale è stato accusato nel 2019 prima che l'indagine nei suoi confronti venisse archiviata, chiusa la parentesi, non nasconde la sua soddisfazione per come i vertici del partito, in particolare il segretario e il suo vice Roberto Vannacci, siano tornati a rivendicare con forza le loro posizioni filorusse. Quello con forza lo dice, siamo sul quotidiano La Stampa, però con forza. Quello che lui stesso ha ricominciato a fare pubblicamente da 6 mesi a questa parte, davanti alle telecamere di BioBlu. Savoini su BioBlu, la TV online fondata da Claudio Messora, ex consulente per la comunicazione del Movimento 5 Stelle, dove ha ospitato l'anchorman Vladimir Soloviev, considerato vicinissimo al Cremlino, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova, e chi non la conosce. In questi giorni in Cina stiamo vedendo i paesi che stanno costruendo il nuovo ordine mondiale e la grande assente è l'Unione Europea, dice Savoini. Del resto siamo in mano alla signora von der Leyen, una che ha utilizzato le fake news dell'attacco al GPS del suo aereo per nascondere il fatto che durante la sua recente visita a una fabbrica di armi in Bulgaria è stata presa a pesci in faccia dai cittadini. Savoini crede che il governo italiano possa cambiare posizione sulla Russia e sull'Ucraina? Io vedo un governo che cerca un po' di barcamenarsi. Il vantaggio rispetto a prima è che non c'è più Joe Biden alla guida degli Stati Uniti, quindi la premier Giorgia Meloni, che si definisce patriota e che dovrebbe fare gli interessi degli italiani, ha l'occasione giusta per parlare di pace. Basta con queste idiozie vergognose del riarmo europeo, basta parlare di reintrodurre la leva obbligatoria o di bambini che a scuola impareranno a usare droni militari. Siamo a pagina 7 della Stampa, signori, e che oggi intervista Gianluca Savoini. La nomina di Stefano Beltrame, ex consigliere diplomatico di Salvini ai tempi del Viminale, come nuovo ambasciatore a Mosca, va in questa direzione? Chiede la Stampa a Savoini. È un bel segnale e non perché lui sia un filo putiniano o un leghista, semplicemente è stata scelta una persona che, a differenza di alcuni ambasciatori o di quella pazza della ministra degli esteri dell'Unione Europea Kaja Kallas, che vede la Russia come il male assoluto e Putin come il nuovo Hitler, farà quello che dovrebbe fare un diplomatico: lavorare per avvicinare i paesi, non per allontanarsi o per minacciare guerre. Qualcuno ipotizza che anche Beltrame possa aver avuto un ruolo nella vicenda di Metropol. Eccolo qua, il quotidiano La Stampa. Ho avuto modo di incontrarlo un paio di volte nel 2018-2019, risponde Savoini. Buongiorno e buonasera, all'epoca in cui lavorava con Salvini. Fine. Accostarlo al Metropol è una vergogna. Mi auguro che lui abbia smentito qualunque suo coinvolgimento o denunciato chi ne parla. Né lui né Salvini c'entravano nulla, anche se ovviamente l'obiettivo della macchinazione era il ministro. Quella mattina l'unico ad andare al Metropol in qualità di presidente dell'associazione Lombardia-Russia, non come leghista, fui io. Salvini, che rividi la sera al Lotte, un altro albergo, non sapeva nemmeno che quel giorno avrei incontrato i personaggi che ci avrebbero poi portato allo scandalo. Con Salvini vi sentite spesso? Ci incontriamo, ci scambiamo messaggi, ma è sempre stato così. Matteo non mi ha mai abbandonato. Ci conosciamo da 30 anni, ognuno con i suoi pregi e i suoi difetti, ma lui nei miei confronti è sempre stato corretto. Io resto il vecchio leghista dell'epoca di Umberto Bossi, per me comanda il capo. Scritto minuscolo però dalla Stampa, come mai? Ho ancora l'idea del partito leninista, nel senso buono del termine, e poi sono stufo di sentire gente che porta 0 voti alla Lega dare a Salvini la colpa degli ultimi risultati elettorali. Oggi stiamo al 7%, ma lui l'ha presa al 3% e la portò al 34%. Poi è successo quello che sappiamo tutti. A breve Salvini dovrebbe andare negli Stati Uniti, vedrà Donald Trump, siamo sulla Stampa
che intervista oggi Gianluca Savoini. So che da mesi vorrebbe organizzare questo viaggio, ma non ho informazioni particolari. Di sicuro sarebbe molto utile anche per i rapporti internazionali, dato che grazie a Trump, USA e Russia oggi vedono il mondo nello stesso modo. E poi ricordiamoci che Matteo già nel 2016 sfoggiava il cappellino con la scritta Make America Great Again. Tutta la Lega la vede in questo modo? Risponde Savoini. Tra i vertici ci sono posizioni diverse. La base della Lega, però, che io conosco e frequento agli eventi di partito e alle feste, non vuole il riarmo contro un nemico inesistente. Vuole semplicemente difendere la propria sicurezza dai veri nemici che sono gli estremisti islamici o il tentativo di polverizzare la nostra identità nel nome di un globalismo senza radici. Infine, come vedrebbe Vannacci come prossimo segretario? Risponde Savoini. Lo considero una persona seria e leale nei confronti di Salvini e non credo che abbia mire di alcun tipo. Ricordiamoci che Matteo gli ha dato la grossa opportunità di entrare in un partito importante. Certo, se poi Salvini in futuro decidesse di fare altro, potrebbe capitare di tutto, anche se non credo che la Lega sopravviverebbe senza di lui. Paginone quest'oggi che non vi aspettate, a pagina 7 del quotidiano La Stampa che intervista Gianluca Savoini. È chiaro che oggi dovete mettervi pettinatura un po' anni 60, barbone islamico e avvicinarvi al vostro edicolante, immigrato certamente, chiedendogli il quotidiano La Stampa, poi lo regalate al vicino di casa comunista, ma merita assolutamente, e abbiamo scoperto che Savoini ha una sua trasmissione, già comunque sibilava questa cosa, su BioBlue, la TV online fondata da Claudio Messora, che salutiamo. 9.50, se avete qualcosa da dire, da meditare, chiaramente 340 6709 659, scriveteci che tra poco leggiamo il vostro pensiero, ma soprattutto tra poco lo ascoltiamo anche perché dopo le 10 apriremo le linee allo 029294 7222 e quindi dimostreremo ancora agli increduli che la nostra è l'ultima radio ancora libera. Mancava Libero? Mancava Libero. Eccola qua, la prima pagina del quotidiano di Mario Secchi. La sommossa per Gaza. Vogliono bloccare l'Italia. Camalli e centri sociali pronti ad occupare i porti per sostenere la flotilla. A sinistra c'è chi invoca lo sciopero generale. È l'inizio di un autunno caldo. L'alibi per creare il caos ce lo racconta Daniele Capezzone. I piromani sono al lavoro per portare qui lo scontro. Mario Secchi invece il suo editoriale ricorda Emilio Fede, vittima e leggenda, Fede ci lascia, ma ha vinto lui. Bellissimo editoriale da leggere oggi sul quotidiano Libero. L'aereo in tilt e le accuse a Mosca, oh guarda, viene qualche dubbio, tutto quello che non torna nell'attacco russo a Ursula. Verso le regionali, Dem all'assalto delle Marche, pioggia di bufale. Macron, le grand clochard, la Francia sommersa dai debiti. Ah, mamma mia, schizzano gli interessi sulle obbligazioni statali e una bella, anzi bruttissima vignetta di un Macron in versione clochard con la Tour Eiffel dietro. Il racconto degli ultimi giorni del giornalista, l'incontro con Emilio al Libero, l'ultima intervista. Tra poco istanti vi leggo l'intervista di Alessandro Dell'Orto a Emilio Fede. Emilio Fede lo scorso 14 luglio era elegantissimo, camicia bianca con uno smargiante smaglioncino rosa, ma non si era vestito così per l'appuntamento. La figlia Sveva gli aveva organizzato l'intervista a sorpresa perché non si agitasse. Se ricordate positivamente Emilio Fede, oggi non dovete mancare all'acquisto del quotidiano Libero perché pubblica l'ultima intervista fatta a Emilio Fede pochissimo tempo fa.
Emilio Fede saluta per l'ultima volta. Il decano dei telegiornalisti italiani è morto ieri all'età di 94 anni nella residenza San Felice a Segrate, vicino Milano, dove era ricoverato da alcuni giorni. Vicino a lui, nel momento del trapasso, la figlia Sveva. Era stato proprio l'aggravarsi delle condizioni di salute del giornalista, già molto precarie da tempo, a consigliare alle figlie Sveva e Simone di trasferire il papà dalla RSA, dove a metà luglio aveva rilasciato la sua ultima intervista, proprio al Libero. Guardo la televisione, mi informo, ma la TV di oggi non mi piace, è diversa da quella che facevo io, ci aveva detto. Il giornalismo, infatti, secondo lui, era cambiato rispetto a quello che faceva lui, innovatore, direttore, fin quando ha potuto, ma rimasto sempre con l'anima da cronista. Siamo sul quotidiano Libero, che oggi ricorda Emilio Fede con qualche pagina molto gentile, molto garbata, un ricordo assolutamente positivo, certamente non riscontrabile sui giornali di sinistra, che comunque gli rendono omaggio. E leggiamola allora, pagina 9, questa ultima intervista che Emilio Fede ha rilasciato ad Alessandro Dell'Orto. Era emozionato. Tra giornalisti diamoci del tu, sorpreso, sereno e felice, malgrado l'età, gli acciacchi che lo costringevano su una sedia a rotelle e la sua nuova vita all'interno della RSA di Segrate. Aveva chiesto di restare solo, salutando cortesemente infermieri ed educatori per rendere l'incontro più professionale, rispondere a quattro occhi e ricostruire la sua lunga vita e una carriera straordinaria. Certo, direttore, se servisse qualcosa siamo nell'ufficio qui a fianco, gli hanno risposto tranquillizzandolo. Già, il direttore. Anche in questa sua ultima e difficile parentesi era chiamato così da tutti, ma lui ci teneva a precisare che non era più per ossequio come in passato, ma per affetto, amicizia. Fede, in quelle 2 ore abbondanti, si era raccontato lucidamente e generosamente, con profondità ma anche ironia, ricordando i suoi inizi, i primi amori, poi la lunga esperienza in Africa come inviato speciale della RAI, per la quale era orgogliosissimo, Vermicino, le dirette, la guerra del Golfo, scoop, gaffe storiche e le ultime perdite dolorose che l'avevano segnato in pochi mesi, quella dell'amata moglie di Ana De Feo, se ho ancora un sogno a 94 anni, sì, arrivare al più presto accanto a lei, e dell'amico Silvio Berlusconi. Fede a fine intervista, qui di seguito alcuni stralci, era un po' stanco, ma quando gli era stato chiesto di girare un breve video per annunciare l'articolo su internet, si era illuminato. Era stato come riaccendere un interruttore mai spento del tutto. Si era messo in posa ed era partito a braccio, impostando il tono della voce e ritornando il direttore dei bei tempi, quello sintetico e capace di stupire con poche parole. Momento quasi storico, importante, perché non amo raccontare al mondo la mia vita. Se vi interessa, oggi c'è un paginone, la pagina 9 del quotidiano Libero, con l'ultima intervista a Emilio Fede. Siamo sul Libero e allora dai, rimaniamoci ancora qualche istante tirando le ore 10, perché c'è Casarini, ragazzi. Mamma mia, ma voi dite che anche questo Papa gli darà la benedizione? Per il momento Casarini è fermo, pagina 5 di Libero, scatta il fermo della sua nave mediterranea. Casarini non salpa più, 60 giorni di stop alla nave. La ONG dell'ex leader No Global ha sbarcato 10 migranti dove voleva e non al porto indicato dal Viminale. Vendetta illegittima, ricorriamo. Alessandro Gonzato oggi sul Libero. Buon vento Casarini, pardon, buon fermo. Il prefetto di Trapani, per conto del Ministero dell'Interno, ha disposto il fermo di 60 giorni della nave ONG Mediterraneo Saving Human, di cui Luca Casarini, ex leader No Global, è tra i fondatori. La ONG, a cui è stata anche comminata una multa di 10.000 euro, così poco, ha deliberatamente violato il decreto Piantedosi. Il 23 agosto, ricorderete, ha sbarcato 10 migranti a Trapani anziché al porto di Genova, a prodo indicato dal Viminale. I migranti erano stati imbarcati in acque internazionali al largo della Libia. La ONG sanzionata si lamenta, ci viene contestata la grave, premeditata e reiterata disobbedienza all'ordine del Ministero dell'Interno di raggiungere il lontano porto di Genova con a bordo naufraghi traumatizzati non solo dalla detenzione libica ma anche dal tentativo
tentato omicidio di cui sono state vittime in mare. Il pianto continua. La nostra colpa è aver detto signor no a un ordine assurdo e disumano. Qua mi fermo, ma naturalmente lascio a voi ogni meditazione. Inviate il vostro pensiero al 340 67 09 659. Giro ancora la pagina e vi segnalo a pagina 18 del quotidiano Libero Milano Cortina 2026 con il fuori GP Monza. Svela al mondo i suoi tesori. È chiaro che è una bellissima scusa quella di Milano Cortina per chi arriverà qui in Italia per assistere ai giochi, visitare le terre dei giochi, partendo chiaramente dal territorio lombardo e in questo caso partendo da Monza. Un bel servizione oggi su Libero sulla città di Monza. In città e in Brianza non solo motori, arte e cultura si respirano tutto l'anno, a partire chiaramente dal parco di Monza, ma guardate che bellissime foto, il Duomo di Monza rimesso a nuovo. Non è che io faccio il tifo per Monza, ci ho vissuto 30 anni, quindi vi sembro il tipo, però sicuramente partendo da Monza, visitando poi la Brianza velenosa di Lucio Battisti, dei bei girettini. Vi metto sul chi va là, signori. Adesso alle 10 c'è la canzone di Riccardo Trombini, manderemo in onda anche un suo saluto, Francesco, perché lui parla di anni 80 e vai, è un fricchettone anni 80, però vi metto sul chi va là perché in Libero Milano, oggi a pagina 35, si parla ancora di area B e C a pagamento per tutti. Ieri vi ho sibilato questa idea particolare che ha avuto un certo Fedrighini, che non è un amico più piccolo di Fedriga, non si conoscono proprio. Area C e B a pagamento per tutti a Milano, anche per quelli che hanno appena comprato l'auto elettrica. Ma dai, non ci credo. Sammy Varin, che questi lo fanno per davvero. Tra poco vi leggo l'articolo, però per il momento ci fermiamo. Come ogni mezz'ora sapete bene, il bello della rassegna stampa di Sammy Varin, e vi trasmetto canzoni che non conoscete proprio, artisti assolutamente mai mandati da Radio Italia Solo Musica Italiana, solo perché non pagano, nel senso buono del termine, cioè non hanno un background che gli permette di accedere a una programmazione, entrare nella scuderia. Sto scherzando, naturalmente. Restate lì, arriva la bella canzone di Riccardo Trombini. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao ascoltatori di Radio Libertà, sono Riccardo Trombini, l'autore del brano Anni 80 in coproduzione con Michele Benini, H Solo Horse. Un brano nostalgico verso quelli che sono stati i magici anni 80, tra la musica, gli idoli del cinema, le mode e le belle abitudini andate come stare in giro sul ciao con i propri amici o chiamare il proprio innamorato o innamorata da una cabina telefonica, cosa impensabile al giorno d'oggi. E questo brano è molto importante per me perché oltre a rievocare belle memorie andate è anche uno dei brani, il secondo brano per la precisione, con cui mi sto proponendo per la prima volta in lingua italiana. Il brano che è uscito prima si chiama Nuova Dipendenza. Entrambi i brani sono ascoltabili sul mio profilo Spotify Riccardo Trombini, e se volete seguirmi sui social il profilo risponde sempre al nome Riccardo Trombini, dove troverete altri contenuti multimediali riguardanti queste canzoni. Vi mando quindi un caloroso abbraccio e vi auguro un buon ascolto. Ciao! E ricordi quante volte aspettare a lungomare tutta notte qualche cosa da bere, le cassette nelle tasche e camminare senza meta, tanto non costava niente sognare. E ti vedo per strada, bevi telefono casa, e ripenso sempre quando la cabina ogni sera io chiamavo solamente te. Nostalgia di quel poste degli Iron Maiden,
bailar la bamba, 4x4 bailar la bamba. Era meglio negli anni 80, tutti quanti sulla banda, 4x4 bailar la bamba, 4x4 bailar la bamba. Ti ricordi quelle notti in motorino con il vento fra i capelli sulla costa adriatica? Giornaletti nell'oceano provavamo a fare il muo pieno l'atmosfera magnetica. E quel bacio rubato non l'avevo mai dato. E ripenso ancora a quel sorriso la mattina appena svegli mentre ascoltavamo i Rem. Resta qui con me, non andare via, portami indietro, sopra una DeLorean. Era meglio degli anni 80, tutti quanti sulla banda, 4x4 bailar la bamba, 4x4 bailar la bamba. Era meglio degli anni 80, tutti quanti sulla banda, 4x4 bailar la bamba, 4x4 bailar la bamba. Polaroid, tutti noi, Playboy, la copertina, Rolls Royce, quelle vere, su ciao, fino a mattina. Ma tu li conosci, Duran Duran, le VHS, Pac-Man, Silvestre Stallone, Van Damme, Sabrina Salerno nel Walkman. La pubblicità in televisione era in TV, stereo cannone, chiedere indicazioni alle persone per trovare un tram. Era meglio degli anni 80, tutti quanti sulla banda, 4x4 bailar la bamba, 4x4 bailar la bamba. Era meglio degli anni 80, tutti quanti sulla banda, 4x4 bailar la bamba, 4x4 bailar la bamba. Baila, baila, baila la bamba! Ragazzi, questi sono i ricordi, ma avete notato che le ultime pubblicità che saltano fuori in televisione, soprattutto di automobili, riprendono tutti i pezzi anni 80? Che mai succede? La verità è che i nuovi artisti non sono capaci di inventare niente di nuovo e allora si riprendono le vecchie canzoni che sono dei tormentoni ancora oggi, grazie ai social, quei famosi meme si chiamano così, per cui su Instagram, su TikTok ti appaiono le cose più divertenti con in sottofondo i pezzi che ballavamo noi negli anni 80. Ma anche i giovani artisti sentono una certa nostalgia, sarà quel vuoto appunto di cui vi dicevo, e cantano gli anni 80, proprio come Riccardo Trombini. Bella questa anni 80, tante citazioni che ricordano molto a noi grandicelli. Lui arriva da Padova, classe 1995, background da chitarrista funky jazz e tanta nostalgia per gli anni 80. Anni 80 di Riccardo Trombini, grazie naturalmente Riccardo per il gentile saluto. 6 minuti dopo le 10 del mattino, tranquilli, c'è Sammy Varin, sto per leggervi del nuovo ticket per area B e C perché si prospettano rivolte. Tra non molto apriamo anche le linee. Ma prima qualche messaggino tra i tantissimi che stanno arrivando al 340 6709 659. Grazie a tutti voi naturalmente, perché è un onore avere ascoltatori belli tosti come voi. Buongiorno, ma quanta gente imbesuita che abbiamo, credono ancora ai sindacati. Imbesuita significa rincoglionita. Chiarissimo, io sto con Israele, scrive Elel, ottimo averci evitato la zuppi mitragliata del Cazzullo. Ero indeciso, comunque l'intervista di Zuppi quest'oggi sul Corriere, fatta da Cazzullo, sicuramente farà parlare. A me Savoini piace tantissimo, lo seguo su BioBlue. E ancora, non voglio far agitare Beccaria nella propria tomba e nemmeno il parente Manzoni. In questa specie di democrazia abbiamo il potere esecutivo, legislativo, giudiziario che sono autonomi. Assistiamo da decenni che il potere giudiziario tenta in tutti i modi di sostituirsi agli altri due. Mani Pulite che salva solo il PC mettendolo su un piedistallo, la Boccassini con De Gennaro ed Avanzo contro Berlusconi perseguitato per oltre
20 anni, tutto quello fatto contro Salvini, messo all'agonia solo per aver fatto il proprio dovere. Insomma, ce ne sono di esempi. Ora primeggia il caso Al-Masri e tanti altri per fare cadere il governo. Questo significa che il giudiziario si sta sostituendo agli altri due poteri. Come definire tutto questo? Golpe o colpo di Stato? La democrazia c'è ancora in Italia? Bella meditazione da parte di Gino, che ci fa pensare, poi fa pensare anche se ci sia bisogno di qualcosa di più. Cosa possiamo fare di più? Noi facciamo le leggi e poi tanto ci sono i magistrati, i giudici che le interpretano. Buongiorno, così come la Lega ha galoppato il cavallo dell'immigrazione a fini elettorali senza ottenere nessun risultato e dando le responsabilità del proprio insuccesso alla magistratura, oggi la sinistra galoppa il cavallo di Gaza a fini elettorali. Sul fondo rimangono i problemi irrisolti degli italiani, ci scrive Dario. Come vedete, pareri a go-go che mi fa molto piacere inserire in questa rassegna stampa. Siamo alle 10:10, scoppia la guerra dei centri sociali, scrive Libero Milano, con le mamme antifasciste che frenano su San Dionigi, cantiere contro Leonca, legalizzarsi vuol dire piegarsi al mercato, Boer, nuova sede troppo cara, 1 milione per i lavori. Ma che ci importa, no? Importa e come, ma noi scendiamo un po' più in giù e Gigi Apizzulo oggi sul Libero ricorda questo nuovo ticket per l'area B e C. Un'ipotesi, certamente, quella della sinistra che vuole far pagare tutti. Andrea fa il tassista da 36 anni, ama portare in giro la gente per Milano, la sua città. Ha ancora qualche anno di servizio prima della pensione, ma quando ha saputo della proposta del consigliere comunale Enrico Fedreghini di far pagare a tutti l'accesso dell'area B per ridurre il traffico, l'area B è proprio quella che c'è qui al semaforo per venire in radio, in via Bellerio, ha detto che potrebbe essere la volta buona che smette e vende la licenza. Per lui, ma è solo una voce che si unisce a quella di centinaia di colleghi, sarebbe il declino di tutte le attività economiche, quelle poche che ancora sopravvivono nel perimetro fuori dal centro di Milano. Ogni anno qualcuno si sveglia e ripropone quella che secondo loro è un'iniziativa salva smog, dice, e a noi chi pensa? Dovremmo avere una deroga, il traffico probabilmente andrà a scemare di quel minimo. Abbiamo l'esempio dell'area C che pur essendo a pagamento la gente la varca per necessità e quindi si sottopone all'obolo. Siamo quest'oggi sul Libero Milano, certo, e si parla della possibilità di rendere l'area B e C a pagamento per tutti. Qualsiasi iniziativa di limitazione non deve essere a pagamento, scrive ancora Libero. All'epoca la maggioranza lo aveva bocciato. L'eventualità però in una giunta dove il sindaco si sveglia e fa quello che vuole non è remota. Dovesse passare questa proposta mi aspetterei una sommossa popolare. Significherebbe uccidere l'economia di chi lavora in città. Se ne parla quest'oggi su Libero Milano. A quanto pare gli altri quotidiani, firuli firulà, sono lì che si fulano, come si dice a Milano. E come mai non parlano di questa cosa? 340 6709 659. Regalatemi ancora qualche minuto perché giustamente gli argomenti sono tanti, gli approfondimenti moltissimi e devo segnalarvi altre cose che poi magari servono come argomentazione oggi al bar durante l'aperitivo. Decima Hamas flotilla, signori, siamo sul quotidiano Il Tempo ed è bellissima questa cosa di parole, questo gioco di parole. Dietro le navi in viaggio verso Gaza, la rete vicina alle milizie palestinesi. Attenzione, i giornali dall'altra parte assolutamente muti su questo pericolo. La propaganda anti-Israele esiste grazie ai miliardi di governi e ONG. E poi, a proposito di retroscena, pagina 3 di Libero, si parla di Hanun. Il filo Hamas, amico della sinistra, è finito nella blacklist su ordine di Biden.
Tunisino accoltella 5 persone, torna il terrore a Marsiglia. Siamo a pagina 4 del Tempo. Antisemitismo e radicalizzazione, non pagava la stanza ed era stato cacciato. 2 feriti sono gravi, l'azione al grido di... Allah è grande. L'immigrato ha colpito in un hotel, in un bar e poi è stato ucciso dalla polizia. Siamo sul quotidiano Libero, strapieno di segnalazioni, non tutte belle e allegre come questa. Milano Cortina 2026 per scoprire la Lombardia. Pagina 13 del Tempo, tour in 12 tappe, itinerari ed eventi che uniscono tradizione e innovazione, bellezza e impresa dei territori, manifestazioni culturali, sportive e del gusto, così si visita la regione. E allora, signori, ci sarà veramente da fare una bella pubblicità alla nostra regione da cui vi trasmettiamo, la Lombardia, partendo da Monza. Oggi ne parlano alcuni quotidiani: Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona, Mantova, Pavia, e poi Milano, Varese, Como, Lecco, Sondrio. Insomma, sarà un spottone gigantesco per i nostri territori. Il Tempo ci porta a Roma. Perché? Perché arriva il quinto tendone per stranieri e clochard. Roma, naturalmente, come Milano, amministrata dal PD, e questi hanno le loro idee, ma ci mancherebbe, li hanno votati, è democrazia, però che strane idee, mettere a pagamento per tutti l'area B e C di Milano, e non è il centro l'area B, ragazzi, è l'estrema periferia, e mettere un quinto tendone per stranieri e clochard, tra parentesi, grana. Bando da quasi 3 milioni per una nuova tensostruttura. Il Comune di Roma valuta Piazzale Clodio, Testaccio e di nuovo la stazione Termini. A Casalotti la lotta contro il centro migranti finisce dal prefetto. Ragazzi miei, un grande saluto a Roma Capitale, ma attenzione che arriviamo anche noi, ci facciamo le città-stato tra poco. Siamo su Repubblica, certo, non ci nascondiamo dietro un dito. Repubblica, pagina 9, scrive: Ponte sullo Stretto, frenata USA, non rientra tra le spese NATO. L'ambasciatore Whitehoker, niente contabilità creativa, Roma lo aveva classificato come opera strategica per la difesa. Scrive tutta felice a pagina 9 Repubblica: retromarcia sul ponte. No, il collegamento tra Sicilia e Calabria sognato da Matteo Salvini, e per cui il governo prevede costi da 13,5 miliardi di euro, non potrà essere inserito tra le spese militari per aiutare l'Italia a raggiungere quota 5% come da impegni NATO recentemente sottoscritti. Oggi siamo al 2%. La doccia gelata temuta a Roma in realtà da qualche settimana è arrivata ieri. A darne notizia l'agenzia Bloomberg, che ha intervistato l'ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Alleanza Atlantica. Qua mi fermo, ma c'è un paginone, mezza pagina, poco più, a pagina 9 di Repubblica. La notizia però che piace ancora di meno di questa, perché il ponte si farà ugualmente, ve la strombazzo da un po' di ore, non ve l'ho ancora detta perché non volevo rovinarvi la mattinata. Spero che sia solo un retroscena come lo presenta Repubblica. Mercosur, l'Italia dirà sì. I dazi e gli aiuti dell'Unione Europea hanno convinto Meloni. Retroscena di Lorenzo De Cicco oggi su Repubblica. A Palazzo Chigi c'è ottimismo, così come nei ministeri interessati. Dopo mesi di trattative sotto traccia e diverse critiche aperte, l'Italia, riferiscono più fonti governative, è pronta a dare il via libera al Mercosur, il mercato comune dell'America meridionale, anche in risposta ai dazi USA. Oggi il Collegio dei Commissari europei a Bruxelles licenzierà l'accordo. Il vicepresidente esecutivo della Commissione Raffaele Fitto non si metterà di traverso all'operazione, e in uno dei prossimi Consigli europei dovrebbe dare via libera anche la premier Giorgia Meloni. Il governo italiano finora aveva criticato alcuni contenuti dell'accordo in asse con la Francia di Emmanuel Macron. Adesso la svolta. Il motivo, secondo fonti italiane, è che la commissione di Ursula von der Leyen avrebbe accolto alcune delle richieste dell'esecutivo, in particolare una
la possibilità di aiutare tramite sostegni economici le imprese del comparto agricolo che potrebbero subire penalizzazioni dagli scambi con i paesi dell'America Latina. Una garanzia sufficiente per Roma per accendere il semaforo verde dopo mesi di frenate e distinguo di sponda con Parigi. Il pressing del mondo produttivo sul governo non è stato univoco in questi mesi tribolati, anzi quasi opposto. Confindustria con il presidente Orsini, feeling più che buono con la Premier, da tempo spinge perché l'Italia dia il via libera al patto, una sollecitazione rimarcata in queste settimane da quando Unione Europea e USA hanno chiuso l'accordo sui dazi al 15%. A fine giugno, nel pieno del braccio di ferro con Washington, il vicepresidente di Confindustria Marchesini definiva già le tariffe al 10% un dramma per le imprese. Dall'altro lato dello scacchiere, gli agricoltori. Da quasi un anno Coldiretti, associazione che sin qui ha sicuramente trovato sfondi ai piani alti dell'esecutivo, ha più volte cassato l'adesione al Mercosur, definendolo un accordo inaccettabile, addirittura sbilanciato e pericoloso per il comparto agricolo europeo e italiano, con il timore che sia colpito il commercio di prodotti come pollo, zucchero e riso. Perplessità superate adesso, secondo fonti dell'esecutivo a conoscenza del dossier, perché appunto nelle ultime interlocuzioni con la Commissione UE sarebbe stata assicurata la possibilità di sostegni per i settori che saranno danneggiati dall'accordo. Resta un tema: che farà Parigi? A taccuini chiusi se lo chiedono anche nel governo. Qua mi fermo, ragazzi, ma chiaramente questa è la notizia ancora messa come retroscena, il sì al Mercosur e quindi la possibilità di essere inondati di prodotti a partire dal pollo con dei prezzi stracciati rispetto ai nostri, perché arriveranno appunto da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Questo è un accordo di partenariato commerciale tra Unione Europea e questo blocco economico sudamericano chiamato Mercosur. Il trattato consentirà all'Unione Europea di esportare più macchinari, automobili, alcolici in Europa entreranno più facilmente con tasse doganali ridotte, carni, zucchero, riso e miele. Che ne pensate? E io apro anche le linee in questi ultimi 10 minuti. Dai, il più veloce entra in onda. Chiamate 0292 94 7222 per dire la vostra su qualunque argomento vi abbia fatto saltare sulla sedia, oppure inviate un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Il bello della nostra rassegna stampa è che dà spazio a qualunque idea. Intanto riassumiamo da parte del Corriere a pagina 10 la situazione elezioni regionali. Puglia, Emiliano rinuncia, Vendola no. In Veneto, braccio di ferro, Lega Fratelli d'Italia, che non è una novità, è da mesi che siamo qui con sto braccio di ferro. L'ex governatore di AVS, resto in campo, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli stasera insieme sul palco. Si riassume tutto quanto oggi sul quotidiano Il Corriere a pagina 10 e in taglio basso: nostalgie del passato e dibattiti senza avversari, il via un po' dimesso alla festa dell'unità. Oggi a Reggio Emilia parte, se siete in zona, la festa dell'unità, 80ª edizione della Kermesse nazionale. Gli avversari sul palco sono le correnti del Partito Democratico, null'altro. 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono in linea? Prego. Ciao Sammy, un saluto da Udine. Volevo dire due cose. La prima, se mi puoi ricordare il numero di conto corrente postale per poter dare un contributo a questa speciale radio. Sei gentile, tra poco lo ricordo. Ecco, e la seconda cosa, siccome Salvini venerdì alle 11 viene a inaugurare la sede a Udine, ecco, io andrò di persona, ma se avete contatti con lui, ditegli che a Udine c'è un problema importantissimo, perché lui come ministro dovrebbe riuscire a eliminare 5 passaggi a livelli che spaccano la città in due, e lui come ministro potrebbe farlo in 10 minuti, se riesce
credetemi, sono una valanga di voti. Ecco, saluto e la conferma del numero di conto Prepara la corrente penna. postale. Prepara la penna. Ciao, grazie. Pronta. Grazie. Intanto ricordiamo come da locandina Matteo Salvini a Udine questo venerdì 5 settembre ore 11 inaugurerà la sede regionale della Lega a Udine in via Aquileia 37. Questo venerdì ore 11 Matteo Salvini a Udine. E ora penna in mano, signori, se credete che questa radio serva a qualcosa, se volete aiutarci economicamente, non vi chiediamo 500 euro, bastano 5 euro, magari 10, magari 50, semplicemente uscendo di casa, andando in posta facendo la coda coi marocchini, prendendo in mano uno di quei moduli bianchi e scrivendoci il conto corrente postale di Radio Libertà 37 67 12 94. Ripeto, e vi faccio addirittura le estrazioni del letto. 3 7 6 7 1 2 9 4. Abbiamo trasmesso le estrazioni del letto. Questo è il conto corrente di Radio Libertà 37671294, intestato a Radio Libertà Milano, e poi ci mettete la firma che volete con scritto contributo volontario. Un grazie a tutti voi, ma molti di voi li incontrerò a Pontida il 21 di settembre dalle 7 del mattino. C'è Sammy Varino al gazebo di Radio Libertà fino almeno alle 4 del pomeriggio. Venitemi a salutare, veniteci a trovare, c'è l'intero staff di Radio Libertà e ci sono i nostri bellissimi gadget. È minimo una sovvenzione e un gadget. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao. Allora, un accenno al grandissimo Emilio Fede, che io ricordo fin da bambino quando faceva il mezzo busto al TG1, penso che fossero gli anni 70. Cavolo, sì. Poi negli anni 80 è arrivato Rete 4, purtroppo c'è da dire che gli ultimi anni era diventato un pochino la macchietta, ma lui su quella macchietta ci giocava anche, Vero. Perché mi ricordo anche gli ultimi telegiornali che faceva su Rete 4 e 19, quando aveva anche introdotto la figura delle meteorine. Te le ricordi le due gemelle bresciane? Sì. E io mi ricordo anche negli anni 90 la diretta che fece quando ci fu proprio le Torri Gemelle, che lui mise era mi sembra il TV4 delle 3, aveva fatto una diretta speciale dove era successo, era appena accaduto in quei minuti lì l'attacco alle Torri Gemelle. Comunque, al di là di questo, un caro saluto, lo penso sempre con molta simpatia, perché tutto sommato era una persona simpatica. Allora, una cosa proprio riguardante al discorso della Freedom Flottiglia, io ti consiglierei, se hai tempo oggi o domani, di leggere almeno una parte di un articolo che è comparso su Atlantico Quotidiano, che parla, adesso non mi ricordo il giornalista che l'abbia inserito, che parla di quelle che sono le dichiarazioni di Hamas, di un esponente di Hamas, che non mette nel mirino soltanto Israele, mette oggi tocca Israele, ma domani toccherà anche l'Europa. Quindi tutti quelli che oggi inneggiano a Gaza libera, evidentemente hanno piacere che anche l'Europa nel giro dei prossimi anni venga distrutta. Ma questo non avverrà semplicemente attaccando l'Europa con dei carri armati, ma proprio utilizzando quei personaggi come quello che hai letto tu poco fa, che al grido di Allah Akbar si è fatto ammazzare dopo aver accoltellato in Francia un po' di gente, perché poi alla fine è questo che loro vogliono, indurci ad abbassare la testa. Già l'informazione, poi chiudo, si sta comportando, l'informazione ma anche certa politica, si sta comportando in modo islamista, praticamente uccidendo la possibilità di contestare. Quindi, come dire, è così, noi diciamo così, e se tu contesti, se tu usi semplicemente alzare il ditino,
tu finisci fuori dal sistema. L'abbiamo già provato con il Covid e continuiamo, l'abbiamo provato con il discorso della Russia e dell'Ucraina e adesso lo stiamo provando con quello che sta accadendo da qualche anno in Medio Oriente con Israele. Tu osi contestare quello che diciamo noi, allora tu sei fuori dal sistema. Quindi attenzione a quello che facciamo. Ti saluto, Sammy. Ciao, grazie. Grazie sempre per queste meditazioni. Io che questa sera volevo ordinare una pizza dal mio kebabaro marocchino. 0292947222, l'ultima telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno Sammy, buongiorno. Ciao. Dal Veneto, buongiorno. Ho appena sentito le estrazioni dal lutto. Il lutto mancava, è vero, povero Fede, dai. E poi vedi, se facciamo una parabola, no? E la mettiamo in sintonia con quello che è successo al Fu, te lo ricordi? Quello, come si chiama? Quello il napoletano lì, Gustavo Selva. Ecco, sono le stesse tracce di questa stessa parabola in un decadimento improvviso. Comunque la mia notizia che volevo darti è questa: fai sentire le parole di Xi Jinping che ha pronunciato nella parata, dove a un certo momento dice: la giustizia prevarrà, la pace prevarrà, il popolo prevarrà. Falle sentire queste frasi di questo suo discorso. Fanno rizzare i capelli a tutti quanti, dette da Xi Jinping. Ciao. Grazie, non vedo l'ora di rivedere spuntare i miei capelli. Intanto attenzione, c'è ChatGPT che non funziona, migliaia di segnalazioni anche in Italia, sta a vedere che si blocca l'Italia adesso, mamma mia. E poi, altra notizia dell'ultima ora, ma ve le ripeterà poi tra pochissimo Giulio Cainarca: processo a Ciro Grillo, salta la sentenza, morto il figlio del giudice che presiede il collegio. Sammy Varin si ferma, ma tranquilli, è una minaccia. Ritorno a mezzogiorno. Avete ascoltato